Un 2024 caratterizzato dagli eventi meteo estremi, provincia di Vicenza devastata da frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio, eventi che hanno comportato una serie di investimenti straordinari di messa in sicurezza, ha ricordato il presidente Andrea Nardin nel tracciare il bilancio conclusivo, e lo stanziamento di un fondo straordinario di 1,5 milioni di euro per far fronte ai lavori di somma urgenza, oltre a 100.000 euro a disposizione di viabilità per interventi di emergenza necessari per la sicurezza e la fruibilità delle strade. Altri 150.000 euro sono stati destinati alla sistemazione delle reti paramassi indispensabili nei versanti fragili. Un anno caratterizzato anche da tantissime frane che fortunatamente siamo riusciti a sistemare grazie all'intervento pronto, competente di viabilità, la società partecipata e anche a stanziamenti straordinari per circa 1,5 milioni di euro che la provincia di Vicenza purtroppo ha dovuto distogliere da altri interventi per poter rendere la viabilità fruibile ai nostri cittadini. Ma non solo, altro fronte in cui si sono concentrati gli investimenti della provincia è stato quello delle scuole, tra quelle inaugurate e quelle con cantieri in corso, per un totale di 60 milioni di euro tra fondi propri e fondi provenienti dal PNRR. Sono 6 quelli terminati con altrettanti scuole o annessi edifici agli impianti scolastici, ma numerosi, circa 60, sono i milioni che investiremo nel corso del 2025 per progettare, ma soprattutto per finire quelli che sono i cantieri attualmente in corso, tutti in regola con quella che è la pianificazione temporale e che quindi ci auguriamo di finire nel corso dell'anno. Ma tanti temi aperti nell'anno appena trascorso, dal pressing del territorio per far fronte all'emergenza lupi alle grandi infrastrutture. Tra i risultati ricordati quello dell'accordo raggiunto con Iricav per l'esproprio dei terreni della provincia in Viale Milano per la realizzazione della TAV, in cui è stata riconosciuta alla provincia un'indennità di circa 10 milioni di euro, doppia rispetto a quanto era stato proposto inizialmente, grazie anche all'accordo sul mantenimento della stazione delle corriere SVT attuale. Ma tra i momenti di gioia e condivisione, impossibile non pensare al 2024 come l'anno della Dunata degli Alpini, il cui quartier generale è stato Palazzo Folco, messo a disposizione dalla provincia.